micidiale. Bene, buongiorno a tutti e benvenuti qui a Palazzo Ferrofini per questa conferenza stampa che appunto suggella appunto il compimento di questo docufilm che appunto ha impegnato molte nostre persone, non risorse, dopo spiegheremo risorse economiche, ma risorse umane interne per circa un anno. E questa, appunto, quello che vedremo praticamente nasce come, diciamo, compimento delle iniziative relative alla celebrazione dei 50 anni della storia, in quanto il Consiglio regionale ha voluto realizzare proprio un documentario sulla vita istituzionale e politica della Regione Veneto nel corso delle sue prime legislature. Dico prime perché io spero che ci sia un proseguo anche di questo prodotto un domani. L'obiettivo è stato quello proprio di tesaurizzare il racconto storico della mostra che è stata allestita fino, se voi ricorderete, fino alla primavera del 2022 qui a Palazzo Ferrofini, ma anche dai relativi convegni e dalle relative pubblicazioni, perché ricordiamo che noi abbiamo continuato in questo periodo a ricordare personaggi quali il primo presidente della regione, Tommelleri, come le prime due consigliere regionali, Giuseppina Dal Santo e Rosetta Milani Molinari. E quindi si è cercato di creare questo agile supporto divulgativo come un documentario che potesse essere un veicolo per far conoscere la regione, le sue attività, i suoi personaggi e soprattutto anche l'evoluzione del nostro Veneto, perché chiaramente se si vede quello negli anni 70 cos'era il Veneto e come è evoluto nel corso degli anni è addirittura sorprendente. Molti se lo ricordano perché erano bambini, altri non l'hanno proprio visto. Proprio oggi prendevo in esame una legge proprio di quel primo quinquennio che riguardava l'immigrazione. E sono rimasto così sorpreso che proprio nelle finalità della legge, quindi il primo articolo, c'era la preoccupazione del legislatore veneto di limitare, di contrastare il fenomeno dell'emigrazione veneta, perché nel 70 c'era ancora l'emigrazione, tanta gente lasciava le proprie case, lasciava le proprie terre e quindi questo mi ha molto colpito perché anche quel documento storico è una legge del 73, quindi una delle prime leggi che dimostra qual è stato l'inizio di quegli anni 70 e poi quello che è stato poi tutta l'evoluzione. Quindi un documentario che ci farà conoscere la storia della nostra regione e che servirà soprattutto per le scuole, per le associazioni culturali, per chi vorrà approfondire la nostra storia. Il video documentario verrà presentato ufficialmente domani, 6 luglio, presso Palazzo Labia, presso il Salone Tiepolo, insieme alla RAI, che qui oggi è rappresentato dal suo direttore, che io ringrazio per la sensibilità, per la fiducia che mi ha dato anche e soprattutto, perché insomma noi ci conoscevamo, però insomma dopo un colloquio mi ha detto dai si fa, e quindi è stato veramente, io lo ringrazio per questa prestigiosa collaborazione. Perché domani il 6 luglio? Perché proprio domani, il 6 luglio, ricorre proprio l'anniversario dei 53 anni fa il Consiglio regionale si riuniva proprio per la prima volta a Ca' Corner, perché Palazzo Ferrofini non c'era la sede della regione, quindi era una sede provvisoria. E quindi proprio 53 anni fa si riuniva per la prima volta il Consiglio regionale del Veneto.
C'è in realtà anche un altro anniversario che mi preme di ricordare, perché 50 anni fa, proprio in questi giorni, si approvava la prima legge sull'organizzazione della regione. Nasceva la segreteria generale della programmazione, nasceva la segreteria generale del Consiglio, cioè l'architettura di quell'ente che poi appunto ha avuto il suo sviluppo. E pensatevi, dal 70 al 73, insomma, non fu certo una cosa facile. Una semplice coincidenza, me ne sono reso conto l'altro giorno, ma non l'ho voluto io, il 6 luglio del 1989 io mettevo piede per la prima volta a Palazzo Ferrofini, quindi sembra un gioco proprio, di un destino questa data, il 6 luglio, quindi anche questo mi riempie di emozione, ecco. Domani quindi ci ritroveremo nel Salone Tiepolo, ne sono stati invitati consiglieri, assessori, il presidente della giunta, ex consiglieri, dirigenti in servizio, dirigenti in quiescenza, tante persone. Devo dire che sono rimasto sorpreso perché abbiamo sold out, cioè abbiamo dovuto chiudere le richieste di partecipazione perché la sala è strapiena. Contemporaneamente a quando noi presenteremo il documentario, sarà disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale, alla pagina www.consiglioregionaleveneto.it, e se per cortesia l'ingegner Gugliotto ci fa vedere come si potrà vedere, eccolo qua, questa è la maschera e ci sarà una presentazione e ci saranno le 10 puntate. Abbiamo pensato di dividerlo appunto 10 puntate, in ognuna di queste una legislatura, per non affaticare chi appunto vede questi video, perché sono belli, però chiaramente io poi ho un po'... Mi è venuto in mente l'esperienza di Netflix, quando ci sono le serie televisive, le serie, non le guardi tutti assieme, ne guardi una serata, ti può conciliare anche il sonno, quindi diciamo che è una cosa che è piacevole da guardare, diciamo così, indifferita, anche perché sono 251 minuti di film e quindi insomma sarebbe pesantino, insomma. Poi uno può scegliere anche per quelli, parlo per voi giornalisti, per gli studiosi, vogliono così analizzare, vogliono vedere un periodo della storia, vedranno quelli che sono i protagonisti e cosa è stato fatto in quel quinquennio di importante per la storia della regione. Ma anche ci sarà anche uno sfondo storico di avvenimenti importanti che sono accaduti e che hanno avuto influsso nella storia della regione. Infatti abbiamo mantenuto il titolo Una storia minuscolo nella storia maiuscolo, perché il contesto storico va comunque rispettato. Perché un documentario con la RAI? Perché proprio la terza rete RAI è nata nel 1979, proprio per dare voce alle nuove realtà regionali. Nascevano le regioni, quindi ci dovevano essere anche le sedi regionali della RAI. E devo dire che la RAI ha affiancato in tutti questi anni la nascita, lo sviluppo delle regioni, in particolare la nostra regione. Io sono particolarmente grato perché in tutti questi 34 anni in cui io sono presente in Consiglio regionale, la RAI l'ho sempre vista presente e proprio oggi chiedevo alla dottoressa Carniello: ma quanti giornalisti RAI abbiamo avuto? Tanti. Io ne ho contati 32, mi piacerebbe nominarli tutti, perché poi alla fine, frequentandoci in queste sale, prima si aveva l'individuazione di un viso, poi col tempo si è anche sviluppato un rapporto amicale. E di tutti e 32 io voglio ricordare solo tre che sono scomparsi. Delfo
Utin Perger, che è mancato nel 2020, Angelo Pangrazio, che è mancato lo scorso anno, e Simonetta Simoni, che è scomparsa nel 2014. Ecco, io ho pensato di ricordare questi tre perché gli altri li pensiamo sempre. Certe persone sono andate in pensione, certi ancora sono presenti e attivi, però riguardando questo lungo elenco li ho ricordati, li ho individuati tutti e li ringrazio così mi sento di ringraziare appunto il dottor De Luca, che diciamo la sua sensibilità, perché in queste cose bisogna sempre, è vero che si hanno ruoli diversi, però io credo bisogna avere la stessa sensibilità per la storia, per la ricerca, e con lui devo dire che abbiamo avuto questo terreno comune, e grazie a lui ci ha permesso di aprire le teche RAI dei TGR Veneto, che dagli anni '80, quindi si potranno vedere persone che non ci sono più, o comunque vedere persone che hanno svolto un ruolo qui in regione importante. Mi viene in mente il presidente Tomelleri, mi viene in mente il presidente Marchetti, e quindi il rivederli chiaramente crea sicuramente un'emozione. Io, come vi ho già detto prima, la struttura del documentario sono 10 puntate e sono 251 minuti di filmato, e questo documentario attinge sia dall'archivio dell'ufficio stampa del Consiglio regionale. Pensatevi, molti non lo sanno, ma l'archivio dell'ufficio stampa ha 50.000 foto, nonché 3.000 filmati. Devo dire che anche grazie al nostro fotografo Gigi, un fotografo storico, molto lo ringrazio, perché molte di quelle foto sono sue, anche forse del papà, vero? Ecco. Nonché anche la nostra biblioteca, il nostro archivio, che raccoglie tutta la storia della regione. Pensatevi che è solo il Consiglio regionale che ha tutto questo patrimonio. In giunta molto non c'è più, e quindi la memoria storica rimane qua. Ma voglio ringraziare anche chi, oltre l'ufficio stampa, ha dato del materiale. Il Veneto Film Commission, gli archivi della Fondazione Don Sturzo, della Fondazione Gramsci di Roma, del centro Ettore Lucini di Padova, ma anche la testata online Metropolitano It, che è presente oggi una sua rappresentante, così come l'assessorato della cultura di Padova, del comune di Padova. Forse la cosa un po' che vi sorprenderete è che in veste di segretario generale, come un mio predecessore, l'avvocato Zanchin, ha definito il custode della fabbrica delle leggi, si è fatto carico questo segretario generale anche di essere la voce narrante di fatti e di vicende di mezzo secolo, e questo è un po', diciamo, è un'esperienza che mi mancava. Devo dire che è stata molto faticosa, ma molto gratificante, devo dire. Io ringrazio intanto tutti i miei collaboratori, il primo, che mi hanno aiutato, da cominciare dal regista, che oggi non c'è, Tommaso Giusto, dall'aiuto che poi ha curato il montaggio, Attila Tot, da chi mi ha supportato nelle riprese, la dottoressa Martorana, il mio braccio operativo, la dottoressa Carniello, che è stata veramente, veramente preziosa, a cui io ringrazio vivamente, perché è stata anche quella che spesso mi ha illuminato nel prosieguo di questa idea, perché non è nato come un progetto, è nato come idea che si è sviluppata nel tempo. Così anche Davide Gugliotto, e tanti altri collaboratori che mi hanno aiutato in questa avventura. Ma accanto, diciamo, alla mia narrazione, devo dire che c'è anche una cosa
molto forse molto più preziosa rispetto a quello che può essere il mio racconto, e cioè la testimonianza dei protagonisti, perché in realtà non sono un protagonista, i protagonisti sono altre persone che hanno agito in questi 50 anni. E allora abbiamo scelto per per ogni puntata un personaggio che potesse raccontare, potesse come attestare quello che io dicevo, integrando anche con la sua esperienza. E allora vedremo nei filmati queste care persone che si sono prestate a questo diciamo, contributo nel video. Allora, per la prima puntata ci sarà Franco Posocco, che è stato il primo segretario generale per il territorio della regione, nonché guardian grando oggi della scuola di San Rocco. Per la seconda puntata l'onorevole Luciano Righi, che è stato assessore regionale alle attività produttive tra gli anni 70 e gli anni 80. Per la terza puntata c'era il commendator Mirko Marzaro, assessore all'istruzione e alla cultura degli anni '80. Io qui vorrei aprire una parentesi: il commendator Marzaro ha 101 anni. Quando lo vedrete in video sembra che sia uscito dalla giunta qualche giorno prima, per la freschezza, per la lucidità della memoria, ma anche dell'entusiasmo con cui lui parla di quegli anni. Per la quarta legislatura il dottor Giorgio Sala, che è stato capogruppo della Democrazia Cristiana nella seconda metà degli anni '80. Per la quinta legislatura il dottor Aldo Bottin, presidente della Giunta nel periodo post-Tangentopoli. Per la sesta l'onorevole Amalia Sartori, che è stata, ricordo, la prima donna vicepresidente della Giunta e l'unica donna presidente del Consiglio regionale negli anni dal 95 al 2000. Per la settima legislatura ci sarà il professor Mario Bertolissi, costituzionalista e consulente della Regione per il nuovo statuto. Per l'ottava l'avvocato Franco Zanchin, che è stato segretario generale fino al 2009. Per la nona Carlo Alberto Tesserin, che è stato il decano dei consiglieri, ma anche il padre dell'attuale statuto e legge elettorale. Chiude la decima legislatura, non sapevamo, era il problema, chi facciamo chiudere? E abbiamo scelto un criterio neutro: la più giovane consigliera che ha avuto la Regione Veneto, e quindi Cristina Guarda, che proprio nel 2015 era proprio la più giovane che nella storia del Consiglio regionale è entrata in questo palazzo. Ecco, io ho, direi, terminato, forse ho parlato anche troppo. Darei la parola al dottor De Luca per il suo intervento. Grazie mille. Grazie veramente. Poche semplici parole, anche perché poi il protagonista vero è il lavoro che è stato svolto fino ad oggi, grazie appunto alla dottoressa Carniello di sicuro, per quanto mi riguarda in direzione all'avvocato Zambon, Alessia, che è qui presente, ovviamente a tutti i tecnici nostri che non senza difficoltà hanno rintracciato tutto quello che è stato possibile rintracciare, ma ritengo praticamente tutto quello che ci è stato chiesto, anzi abbiamo anche trovato cose che non sapevamo di avere. D'altra parte la storia degli archivi e delle memorie è sempre un po' così, ci si tuffa in mezzo a un patrimonio, una miniera che testimonia poi effettivamente la continuità di un rapporto che certamente storico, che deve essere così, che speriamo e auspichiamo possa continuare ora per allora e anche estendersi. D'altra parte ricordo che come sede regionale credo e Consiglio regionale ci siano due aspetti che possono essere annoverati come
unicità nazionali, perché abbiamo avuto per lunghissimi anni l'unica convenzione legata in un sistema di informazione e di compattamento, come dire, dei contenuti regionali, grazie proprio alla sede regionale, al Consiglio regionale, e credo anche che questo sia il primo caso di un documentario realizzato, forse penso il primo, ho la sensazione l'unico in Italia. Credo anche che questa testimonianza sia di impegno che di sensibilità nei confronti della storia della regione, ma anche della storia di tutti gli abitanti della regione, che si trovino, come dire, in questo territorio, e ricordava l'emigrazione, e anche tutti i veneti che sono all'estero, che non sono propriamente pochini, anzi che rappresentano, come sapete, un presidio di cultura trasferito oltreoceano, oltreoceani, passatemi la sincresi, un po' di qua, un po' di là, e che hanno vissuto sicuramente e probabilmente anche parte di questa storia. Quindi se testimoniare, rappresentare e poter anche essere un momento di rilancio, di dibattito, di approfondimento, sia qui che altrove, di quello che è la storia della politica del territorio e quindi certamente della sua cultura, è una opzione estremamente non solo vantaggiosa e piacevole, io credo doverosa e meritevole di un futuro ancora più strutturato. Mi fermo qui perché il resto è ampiamente stato descritto. Grazie. Bene, io ho la mia regista, la dottoressa Carniello, che vogliamo prima le domande e poi il video. Credo che sia opportuno che possano vedere il video, in modo che se Dopo, ci sono eventuali domande lo possono anche porre. Allora, quello che vedrete è un'anteprima, è diciamo un trailer delle tutto le 10 puntate condensato in minuti, non in 20 minuti, 251. non di più, non vi teniamo più di 20 minuti, ecco. E quindi questo invece domani verrà proiettata la prima puntata, cioè la prima puntata che riguarda la prima legislatura 1970-1975. Finché il dottor De Luca e il segretario Roberto Valente si accomodano, vi ricordo che da domani sarà possibile poterlo vedere direttamente collegandosi nel web con il sito del Consiglio regionale del Veneto, quindi accessibile a tutti. Il percorso ve l'ha illustrato prima il nostro segretario generale, vi collegate con l'home page www.consiglioveneto.it. Nell'home page vedete c'è un menu orizzontale, quello in blu, l'ultima voce media. Cliccando lì andrete direttamente nella maschera, in questa maschera guida qui, dalla quale potrete far partire la breve presentazione, come sono i saluti istituzionali, e sotto troverete i 10 bottoni, cioè i 10 link per le altrettante puntate, e potrete a vostra scelta o tutto o solo una parte. Quindi intanto guardiamo insieme questo trailer, consapevoli che è una sintesi molto rapida. Buona visione. Perché raccontare i primi 50 anni di storia della regione?
Mezzo secolo di storia è un traguardo significativo. Si sono susseguite più generazioni, molti dei primi protagonisti purtroppo non ci sono più, altri ne sono subentrati. Una storia da ricordare perché offre prospettiva temporale adeguata per interpretare un percorso, ricostruire un disegno complessivo, rintracciare le chiavi di lettura e fare anche un primo bilancio di una regione importante come il Veneto. Perché un documentario? I 50 anni sono stati celebrati con una mostra storico-documentaria, ma le restrizioni causate dal Covid hanno impedito a molte persone di poterla vedere. Ci sembrava opportuno conservare e far rivivere i materiali di quella mostra in modo permanente, con un linguaggio immediato e sintetico, delle immagini e del linguaggio televisivo, a servizio di tutti, in particolare dei più giovani, ma anche di altre generazioni che attraverso questo strumento possono sicuramente ripercorrere 50 anni importanti della storia del Veneto. Il documentario prodotto dal Consiglio regionale con risorse interne e senza costi aggiuntivi nasce in collaborazione con la sede regionale della Rai del Veneto. La terza rete Rai, quella regionale, è nata nel 1979, proprio anche per accompagnare la nascita e lo sviluppo delle nuove regioni. Le teche del TGR regionale sono eccezionali, un archivio della storia del Veneto contemporaneo, delle sue istituzioni, dei suoi protagonisti. Il secondo pregio di questa iniziativa è aver dato voce in presa diretta ad alcuni protagonisti di allora che oggi hanno riletto la loro esperienza vissuta nel loro impegno in regione e per la regione. Questi oltre 50 anni di storia stanno a dimostrare che in questo paese quello che prevedevano i padri costituenti fin dal 1° gennaio del 48 con la Costituzione repubblicana ha pian piano preso forma, ovvero l'idea di un paese dove il regionalismo, il federalismo fosse realtà. E Einaudi del resto nel presentare la Costituzione repubblicana disse ad ognuno dovremo dare l'autonomia che si spetta. Quindi il senso di questi primi 50 anni è proprio questo, quello del regionalismo e del dare la centralità alle regioni. E che i presidenti, vedendo la loro storia, vedendo il loro profilo di governo, comunque hanno tutti creduto nella centralità della regione, nel regionalismo, nel fatto che questo popolo veneto fosse e sia centrale nell'azione di governo. Questo è anche il senso di un territorio che comunque ha sempre creduto che bisogna rimboccarsi le maniche, chi fa da sé fa per tre, il che non vuol dire che non si riconosca l'unità nazionale. Brutto sentir dire da qualcuno che questa è la secessione dei ricchi quando si parla del progetto di autonomia. Peraltro io farei anche una proposta, non chiamiamola più autonomia, chiamiamolo federalismo. A questo punto mi risulta che gli italiani siano tutti federalisti e risolviamo il problema alla base. Progetto di autonomia è un progetto che è nelle corde dei veneti. In questi anni di governo abbiamo e ho voluto con forza dare centralità a questa regione. Oggi lo standing e il posizionamento della regione Veneto è qualcosa di importante. Non è un caso che ci vengano date le Olimpiadi, non è un caso che ci candidiamo ai contest più impegnativi a livello internazionale. Penso che i veneti si aspettino questo, un Veneto moderno, un Veneto inclusivo, un Veneto che guardi alla modernità anche con una visione ovviamente che non dimentichi l'identità, perché l'identità, e lo vediamo dai nostri ragazzi, è ancora qualcosa di pulsante. Nel 1970 lo Stato italiano decise di attuare l'istituto della regione. Abbiamo definito la prima legislatura come una legislatura costituente. Il desiderio d'autonomia era così forte per cui la stagione iniziale della regione fu una stagione di primavera e di entusiasmo. La regione è nata come ente di programmazione, questa era l'idea
di base, e questa idea doveva essere rappresentata dal piano territoriale regionale di coordinamento. La seconda legislatura inizia con grandi speranze nel segno di un patto di legislatura che fu quello di produrre un gran numero di leggi, ben 388. Finalmente il governo ha deciso di precisare quelle che sono le competenze della regione. E allora programmazione, e allora alcune leggi fondamentali. Il piano regionale di sviluppo, la legge sull'urbanistica, le unità sanitarie locali, la legge quadro in agricoltura. Il Consiglio regionale in questo quinquennio dovette fronteggiare una forte crisi economica sociale, nonché la recrudescenza del terrorismo, che vide il Veneto uno degli epicentri decisivi. Qui le Brigate Rosse fecero le prime vittime, da qui partirono le prime cellule del terrorismo di estrema destra, qui si visse quotidianamente la strategia della tensione. Da una crisi di carattere economico poi abbiamo avuto anche una grande crisi di carattere sociale e una grande crisi anche di carattere politico, e cioè il terrorismo nero e rosso, che anche in Veneto ha avuto i suoi martiri purtroppo, e noi eravamo minacciati, tanto è vero che quando diventai assessore la regione al presidente Tomelleri e a me dettero 2 macchine blindate. 1980-1985. Per la prima volta nella storia del Consiglio regionale è una donna, la vicentina Giuseppina Dal Santo, ad essere il candidato più votato in quelle elezioni. Ho ereditato la mostra I tesori di Faraoni. Quanti visitatori? 620.000. Penso, io seguo sempre questo settore, non ho mai registrato un'affluenza di questo. Il 12 e il 13 maggio del 1985 si svolgono le elezioni regionali che portano per la prima volta la Democrazia Cristiana a perdere la maggioranza assoluta dei voti. Pur conservando i 30 consiglieri su 60, la Democrazia Cristiana non è più in grado di governare da sola. Ma la grande novità è la Liga Veneta, con Franco Rocchetta e con Ettore Boggiato. Questa ipotesi della Venezia 2000 era un'ipotesi che aveva del fascino. Io ci credevo e ci credo, anche se il problema è così lontano ormai. Pensavamo che potessero esserci dei dati positivi da un progetto di quel genere. I Pink Floyd hanno lasciato una Venezia in condizioni tali, e Venezia 2000 si è chiusa. Il 21 dicembre del 91 il Consiglio approva la legge che prevede l'indizione del referendum consultivo sulle proposte di modifica in senso regionalista della Costituzione, ma la legge verrà bocciata dal commissario del governo e poi impugnata dal governo presso la Corte Costituzionale. Il 5 marzo del 92 Bernini riceve l'avviso di garanzia e gli arresti si succedono a grappolo. Alla fine se ne contarono in Veneto più di 330.
Siamo a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto. Questa porta che vedete è l'ufficio di presidenza del presidente Franco Cremonese. Dentro, in questo momento, ci sono i carabinieri mandati dalla magistratura, stanno eseguendo una perquisizione. Dentro c'è il segretario regionale della Regione Veneto, dottor Giorgio Sala. Il presidente Franco Cremonese è stato arrestato questa mattina dai carabinieri. Io, quando nel 92 ci fu l'arresto del presidente Cremonese, ero la sua vicepresidente e presiedevo una giunta dove erano rimasti soltanto 7 assessori perché gli altri erano tutti incarcerati. Si è voluto, a mio giudizio, aggredire e distruggere delle realtà politiche al di là di alcune colpe, perché poi la storia ha dimostrato che alcuni avvisi di garanzia, alcuni arresti, alcune perquisizioni, alcune indagini si sono verificate il nulla. Siamo riusciti in alcuni a tenere la situazione ancora in pugno e portare a termine la legislatura. La tempesta di Tangentopoli provoca la scomparsa dei partiti politici tradizionali. In quegli anni vi è anche il primo tentativo da parte della Regione di chiedere un referendum consultivo per ottenere una maggiore autonomia. La legge viene stoppata dal governo. Galan fu il primo che presentò il primo progetto di riforma statutaria e nel 2003 venne subito costituita una commissione speciale per lo statuto che subito si occupò non solo della proposta presentata dal presidente Galan, ma anche della proposta che era stata presentata dalle opposizioni, e un dibattito che animò parecchi mesi. Ho fatto parte per 2 legislature, quindi 10 anni, della Commissione Statuto. Io sono stato testimone in queste 2 legislature di un dibattito all'interno dell'istituzione Regione e in specie nella Commissione Statuto presieduta da Carlo Alberto Tesserin. Sono stato testimone di un dibattito straordinario. Nel maggio del 2007 esce nelle librerie un libro che diventa un best seller in tutta Italia, La Casta. Questo libro vende in pochi mesi milioni di copie. L'Aula approva senza defezioni una legge che riduce le indennità, le pensioni dei consiglieri.
mio era di dover fare lo statuto. Era proprio quello il mio incarico. La cosa straordinaria, unica per l'Italia, l'abbiamo approvato all'unanimità. Vuol dire 60 su 60. La preoccupazione delle forze politiche in generale era quello di non realizzare un centralismo regionale rispetto a un centralismo statale, quindi si è cercato anche nel nuovo statuto di dare lo spazio a comuni e province. Abbiamo voluto rimarcare con forza la presenza del Veneto nel punto più alto del Veneto, un record istituzionale, il Consiglio regionale più alto d'Europa. Vi portiamo anche i saluti del Presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, che in questo momento...
che in questo momento è impegnato a Bruxelles in impegni appunto di riunioni di lavoro, e ha affidato al video il messaggio che lui vi voleva far arrivare, quindi è come se fosse qui presente con noi. Spazio alle domande, curiosità, cose sulle quali magari non siamo stati chiari, considerazioni, commenti. Prego. Ci dici gentilmente il nome? Mary Pavin, Comune di Castelfranco, sono consigliere. Indubbio che avete fatto un lavoro meraviglioso in quanto rimane nella storia, e io sono qui oggi con il mandato del mio sindaco per vedere le procedure come poter portare nelle scuole questo documentario. Il nostro comune ha tutto un distretto di 7.000 studenti nelle scuole superiori complete in tutti gli indirizzi. Grazie. Grazie. C'è accanto il segretario generale che prende nota. Sì, posso rispondere già io. Diciamo che nei prossimi giorni verranno qui, hanno chiesto di venire qui a Palazzo dei dirigenti scolastici, e quindi con loro diciamo individueremo il percorso per farlo avere alle scuole, perché questo è un prodotto che, come ci siamo sempre accordati, non è un prodotto commerciale, ecco, questo è ben chiaro. Io e il direttore De Luca siamo stati molto chiari, è un prodotto che va alle scuole, che va agli istituti culturali, e poi la RAI, che è chiaramente il nostro partner, deciderà anche se volerlo diciamo inserire in qualche canale culturale loro, insomma, ecco, quindi è una cosa che potrà essere vista da tutti, ma con questo diciamo target. C'è qualche altra domanda? La Presidente. Buongiorno a tutti, sì, io gioco in casa, sono la Presidente della Sesta Commissione, volevo fare un ringraziamento. Volevo fare un ringraziamento per questo bellissimo momento, veramente grazie segretario, grazie Margherita, grazie a tutti coloro che hanno portato il proprio contributo. Io non faccio parte di questa kermesse, nel senso che sono arrivata dopo con le elezioni del 2020, e proprio per questo mi sento di dire e di portare proprio all'attenzione l'importanza di questo grande lavoro, proprio per chi non c'era, per dare la possibilità a tutti di capire quello che è stato fatto, i momenti che la Regione Veneto ha vissuto, le grandi personalità con cui abbiamo avuto l'onore di condividere momenti veramente importanti, e credo che sia una cosa che proprio fa la storia, veramente, la storia con la S maiuscola, fatta dalla storia con la S minuscola. Grazie, veramente grazie di cuore. Grazie. Grazie a te. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Sì. Roberto Nardi, caporedattore dell'ANSA fino a qualche giorno fa, diciamo così. Fino a 5 anni fa. 5 anni fa. No, è una domanda semplicissima. Cioè, se nel corso di questa analisi, di questa rivisitazione della storia della regione, a volte colto da una parte il valore dell'istituzione quale soggetto intermedio nel rapporto tra Stato e cittadino, e se dall'altra parte avete inteso dei passi in avanti rispetto a quel fil rouge che è quel concetto di autonomia o federalismo, come dice Zaia, che un po', come dire, percorre tutta la storia della regione. Allora, parto dall'ultima domanda. Allora, sicuramente c'è un fil rouge. La cosa sorprendente, guardando tutte le 10 puntate, perché poi alla fine devi vederlo tutto, ti rendi conto che, come ha detto Zaia, tutti hanno contribuito con la loro parte a, diciamo, allo svilupparsi del regionalismo. Se
partiamo dalla prima puntata, vedi le difficoltà che ha avuto la regione a ottenere, diciamo, competenze, perché lo Stato era chiaramente uno Stato che non voleva assolutamente, aveva dovuto cedere alla, diciamo, all'istituzione delle regioni, ma con grandi difficoltà. Ma le grandi difficoltà lo vediamo anche dopo. Se pensate che dal 70 le prime trasferimenti sono nel 72, ma poi dobbiamo aspettare il 77 e poi dobbiamo aspettare i decreti Bassanini la fine degli anni 90, per poi arrivare, diciamo, alla riforma del titolo quinto. E se si vede anche come, diciamo, lo stesso Consiglio regionale era ostaggio del governo, col visto governativo, le leggi che venivano approvate non erano leggi, erano deliberazioni legislative. E non c'era una parificazione tra lo Stato e la regione come c'è adesso, tra controllore e controllato, perché lo Stato controlla la regione, ma anche la regione controlla lo Stato. Siamo sullo stesso piano. E quindi sicuramente c'è stata un'evoluzione dove tutti hanno il rapporto con il cittadino, anche quello è stato fondamentale, perché chiaramente noi abbiamo potuto vedere come c'è stato un dialogo sempre più, diciamo, sempre, una volta questo era un palazzo chiuso, e poi dal 90 in poi, chiaramente anche con la legge del procedimento amministrativo che io ricordo, perché sono all'inizio degli anni 90, queste due leggi importanti, la 142 e la 241, hanno segnato in quella legislatura una svolta. Purtroppo era una legislatura, quella che doveva essere una legislatura di grandi riforme, fu azzoppata poi dal Tangentopoli, e quindi fu una legislatura poi disastrata. Però quello fu l'inizio sicuramente di un dialogo tra le istituzioni e il cittadino, che poi si è sviluppato anche adesso direi in maniera quasi, diciamo, continua, attraverso i social, attraverso, diciamo, i mezzi nostri di comunicazione che si sono chiaramente sviluppati. C'è un'altra domanda, Antonio? Sì, prego, il signore qua gentilissimo. Dottore Valenti, io sono Angelo Miatello, mi interesso della cultura. E nell'ambito regionale ho imparato moltissimo, mi sono visto dentro perché sono venuto parecchie volte. Allora, la mia domanda è un po' difficile, forse è provocatoria, però non ho niente contro di lei perché mi ha presentato. Sa che cosa? Da questo trailer manca la bandiera europea. Cioè tutte queste immagini, bianco e nero colorate, manca quel punto di riferimento, perché il regionalismo è un capitolo portante dell'Europa. Se noi siamo riusciti ad essere oggi, grazie a lei e a questi che sono tenacemente si sono battuti come Bertolisi, è perché avete dovuto sconfiggere quella barriera che esisteva in Italia, come ha detto lei. Cioè questo benedetto Stato che opprime la regione non era stato compreso da Roma, che invece doveva essere più aperta al regionalismo. Allora la domanda è, questo lo faremo nei dibattiti pubblici, perché io chiedo e poi voi mi risponderete, non era forse agganciarsi anche ai principi dell'Europa? E dico solo all'inizio, sa, in quei momenti difficili. Guardi, secondo me era già difficile agganciarci ai principi costituzionali. Vedrete nel filmato c'è un'intervista a Nilde Iotti, che è stata una madre costituente, e Nilde Iotti dice una cosa: lo Stato che avevamo pensato era uno Stato delle autonomie, è uno Stato decentrato, e noi adesso non l'abbiamo ancora attuato. Nilde Iotti venne nella quarta legislatura, credo venne in occasione nell'89, fu ricevuta dal presidente Guidolin, stette 2 giorni qui a Palazzo Ferrofini, e in quella sua intervista veramente c'è molto. E io quando entro in questo palazzo guardo sempre prima la lapide dei costituenti, cioè
è vero quello che dice lei, ma se non abbiamo ancora attuato completamente il regionalismo, cioè cominciamo a parlare d'Europa. Europa mi sembra che siamo veramente, diciamo, ancora ai primordi. Forse io quando sono entrato qua nel 1988-89 non si parlava di Europa. Guardi che il presidente, i primi parlamentari furono eletti proprio con il presidente Guidolin, poi la presidente Sartori. L'Europa era vista come qualcosa di lontano. Diciamo che oggi invece abbiamo una sede a Bruxelles, abbiamo dei rapporti, il presidente oggi è a Bruxelles, ma una volta, fino a poco tempo fa, andavano più a Roma, adesso vanno più a Bruxelles. E quindi diciamo è un capitolo tutto da scoprire. Sì. Allora, mi ricorda la dottoressa, allora, se poi si vuole parlare di politica estera, ci sono stati dei personaggi come Tomelleri e Bernini che avevano pensato a diciamo un Veneto come un'Europa di regioni. Vedrete due filmati dove c'è la Costituzione di Alpe Adria, che era la prima Costituzione, e anche le giornate dell'Europa delle genti, cioè nel senso che si aprivano questi palazzi praticamente alle popolazioni, tenendo presente che c'era ancora la guerra fredda, perché lo ricordiamo qua, fino al 1989, cioè non c'era anzi, vedrete, proprio attraverso la cultura, che attraverso la cultura la Regione Veneto tenta un dialogo, riuscendoci anche, con i paesi di oltrecortina, con l'Unione Sovietica, le famosi grandi mostre, i tesori di Eurasia, l'oro degli Sciti, sono quella politica, come posso dire, del disgelo che tentavano i nostri. La regione non poteva fare politica internazionale, però poteva fare, diciamo, accordi culturali, e c'era riuscita attraverso questi. Quindi ecco, anche questo nel filmato vedrete anche questo aspetto che è molto interessante, perché riguarda un periodo storico che diciamo che era di grande chiusura. Sì. Allora mi pare che intanto io vi ringrazio per la presenza. È spento? Posso parlare? Sì. Allora intanto io vi ringrazio per la presenza e per diciamo le domande che mi avete fatto, ma anche ho potuto cogliere da parte vostra l'interesse per questo diciamo prodotto che da domani potrà essere visto in modo integrale. Chiaramente noi poi possiamo anche, come diceva, io accolgo l'invito del direttore, fare qualcos'altro, un proseguo, delle altre iniziative, perché credo che queste iniziative appunto divulgative siano veramente molto importanti, proprio per far credere e diciamo divulgare a proprio il nostro istituto. Grazie.